chiamo Enzo De Rua, ma da piccolo tutti mi chiamano Boccione. Sono il primo di 3 figli. Mia mamma, vedova da 7 anni. Ed io, essendo il più grande, do una mano in famiglia. Lavoro, se posso dire così, nelle palazzine a Ponticelli, sulla piazza di Lucio Biancaneve. Lo chiamano così no perché vende la droga, ma perché è riccione. Qui, vai giù. State fermo. Șanse, manaci, ca și tu la situație până pași. Ma sì, rispetto. Ma sta donna cazzo. Non vedere noi che poi. Ma lo so ovviamente. Buonasera, rispetto, ma che mi devo fare? Ah sì, lindo buono, che si faceva? Ma era Gesù, sto facendo la torta. Magari non puzza. Perché mi chiamano le banane, che caco con te. Forza, lì quando in questo con noi. Ma perché rispetto che abbiamo fatto? Che stanno in pomeriggio e candele. Se oggi siamo qui è perché credo ognuno di voi possa avere una vita migliore. E che cosa sono tutte queste facce tristi, arrabbiate, sfiduciate nella vita? È vero, vi è andata male, ma ciò non significa che vi andrà sempre allo stesso modo, se solo lo vorrete. Basta non piangersi addosso e soprattutto non accusare i propri genitori per il male commesso. Mio padre mi ha abbandonato, mia madre si drogava, sono orfano. È vero, sono tutte mazzate che segnano nella vita. Ed è per questo che bisogna reagire, ma non nel modo che avete scelto voi fino ad oggi. Oamenii di rimini și putea să vom face achille la dinte. Perché, ole? Perché? Prima hanno affitto tarantella. Poi, arrivare un menne, se ne vanno rinda a chiesa. Si pensa che hanno risolto tutti i problemi, così si appulezzano. Io sto qua, non so che sono una chiave. Gesù Cristo mi porta in cuore, sono religioso stesso. Non c'è bisogno che ci fosse fino a dentro a casa sua. E adesso tutti in piedi. Credo in solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Andiamo a fare un Cristo. Sono mangiato. L'anno prossimo si mettono sul presidente. Ma come fa? Ma da allora ti calci. Ma cazzino che te non si cava. Ma non è così proprio ci va a staccare in gomma. Fammi fumare poco. La messa è finita, andate in pace. Mi raccomando, in fila per 2, stiamo nella casa del Signore. E buona domenica a tutti.
La messa figlia andata in pace, ma non va più. Hanno messo, vanno. Mi fanno molto e poi hanno messo. Mi raccomando, coraggio ragazzi. Buona domenica. Meditate. No, bravo, che come mi prendo un bagno? Ti aspettavi lì, va? Mi chiamo Gaetano Martino. Sono rinchiuso nel carcere di Nisida da 1 anno, 4 mesi e 7 giorni. Sono di Napoli, precisamente Corso Galibardi. Sono il secondogenito di una famiglia di 5 figli, con mio padre disoccupato, con il vizio del gioco, e mia mamma per arrangiare e vendere sigarette di contrabbando. Diavolo, un bavo dove sta cosa. Dai! Guardate qua, ragazziani. Come va, mannaggia su. Più 300 euro a spezzo, 300 euro, infatti non vengi più. Non mi dici più, vattene a via fuori, non ci rompere lo cazzo. E tutto pure il gioco, parla pure chi. Vattene, noi... Ciao Rosaria! Chi è? Grano pacchetto di sigarette. Tengo solo il grano noi. Vado mettiamo. Ma quando mi fa? Quando è sabato facciamo un corso? Sta a casa male. Mia madre, per crescere 5 figli, ha fatto tanti di quei sacrifici, mentre mio padre, per il suo vizio del gioco, spesso ci ha lasciato anche senza mangiare. Noi siamo questi 50 euro. Mettete. E già preso 50 euro, La sai cintura poi. nel tempo. E già tu sai poi in settimana fatica e te tu. E la cintura nel tempo, che quando so che tocca a te, che ce la mangiare i figli, ma che ti dici che faccio a prostituti? Che il poco tempo tocca a te che ti devi macchinare. E non tu qua, che stai nascendo, mo? Perché so che ce la mangiare i creatori? E poi mancare una di euro. Ma ci la conosci da te? Ma qui, vai fuori. Gaeta, a fornisci. E sempre padre. Ovvio, le fatto cose una merda, hai capito che chi alla fine fa sia che so? Ma ti dico una cosa, come le chiate stanno da chi? Chi non vede proprio più cattivo. Io voglio cosa. Invece vi dico una cosa tutti e due, vuoi qua che dite fra 5 minuti per la toccare qua. Ma se che sei tutte le ore. No, vuoi di qua o caffè? Ovvio, che mi sui 100 euro, eh. Oh, ma ci chiesto tu piacere aspettare un minuto. Ma che aspetta sotto solo là fuori? Ma che caro sta all'ombra, che dai? No, bravo. Ma era fuori, sì, come ha ragione. Attino! Lorusso, cosa stai leggendo? Sto leggendo Dante. Ah, lettura interessante. Molto interessante. Anzi, a dire la verità avrei anche una domanda. Dimmi. Mi chiedevo, l'amore tra Dante e Beatrice era reale o platonico? Bella domanda. Beh,
In realtà l'esistenza stessa di Beatrice è stata messa in dubbio. Molti sostengono che fosse l'incarnazione dei desideri di Dante, altri che in realtà questo nome nascondesse la sua vera identità. Quindi se l'amore tra Beatrice e Dante fosse reale o puramente platonico, non lo sapremo mai. Ma a me piace pensare che qualcosa di vero ci sia. Ho capito. Grazie. Di nulla. Dario, che leggi? È un saggio sul concetto dell'infinito nella storia della filosofia. È molto interessante. Vedi, parte dalla filosofia presocratica, quando l'infinito diviene qualità dell'essere. Si divide però in due rami. Il primo vede l'infinito come qualità positiva, e direi che è abbastanza chiaro. Il secondo, che io reputo più interessante, invece lo vede come qualità negativa, perché vedi, contrappone l'infinito al finito, che è per sua natura completo e non ha bisogno di nulla. Dario, sto discorso l'ho cominciato, è come Guarone, rimane un po' più stomaco. Ma io vuol dire una volta, signore Renato? Ma perché non male? Perché già è venuto una volta? Ma io non sei un brutto così qua! Ti sto dicendo che già esce una volta! Oh, davvero, non ti arrabbiamo! Favoreto! Tu non si cazzo! Ma mi spizia! Ah, me la dice una volta! Ti sto dicendo che c'è una volta! È uno! Sicuro ci andrà a stanare! Come esce una? Sicuro qua! Già esce una volta! Ma poi! Ma io visto sempre su pizzino bitch! Ora ci arriviamo sempre un pacchetto di sigarette, qui è come stile qua! Ma se ce la bacia da sputare a faccia, non sapete? A roba, non bevi, va lì. Non ci provo qua, poi! Superiore, si ricorda un tubo. Guardi, ma perché ne viene un asco? Superiore, una cortesia, ma date una sigaretta. Gli darò una sigaretta, ma mi fa una bella canzone. Dici, tu la faccio cantare? Una canzone a piacere. O a parire, piace? Mi sta bene. Sciodate voglio ne mala vita, che indosso cosa sai e sta serenata. Io sono innamorata di Margherita, la femmina più bella rinfrescata. Oggi ho portato capo concertina, ho sfizio e mi fa sentire cantare. Ma oggi ho bevuto un bicchiere vino, perché stasera voglio indossare. Sciogliere guaglione di mala vita. Fornesi, Che conosci il carta napolitano? Come conosci il carta napolitano? Dimmi Val. Coppa, Renato, spada e basta. Mi chiamo Rosario Gargano, ho 18 anni, sono rinchiuso nel carcere di Nisida da 1 anno, 4 mesi e 7 giorni.